Adesso dovremmo essere pronti, diciamo, hai fatto un cambio palco rapidissimo e io vorrei a questo punto dare il benvenuto a Ivan Audero. Welcome. Eccomi, buonasera, grazie mille. Benvenuto, sei arrivato con diciamo la tua tristezza sorridente, come esatto. dovrei tradurre questo? Esattamente, tristezza sorridente è perfetto. Sorridente, che è la traduzione giusta. Stiamo parlando del titolo del tuo ultimo lavoro, che in realtà è Smiling Sadness. Smiling Sadness. Io però ho fatto così un po' il traduttore dei poveri, giusto. e ho voluto introdurre questa cosa qua. Immagino che ci presenterai qualche diciamo estratto da questo Qualche estratto, sì. tuo ultimo lavoro. Con che cosa cominciamo? Cominciamo con un brano che non fa parte dell'album. Bravo. Questo è un grande classico. Perché è un inedito, no? Perché è una cover? Perché è un inedito, sì, è un inedito. Farò un paio di inediti, poi il pezzo clou dell'album, diciamo, faccio una presentazione un po' strana dell'album. Va bene, noi siamo qua, diciamo, a esposizione. Allora partiamo così con un piccolo depistaggio. Un depistaggio, sì. Questo pezzo lo trovo assolutamente adatto al momento. Diciamo che è un po' la mia hit estiva, però non essendo ancora stato pubblicato potrebbe diventare una hit per i tuoi amici, diciamo. Sì, una hit autunnale, una hit invernale magari. Potrei essere il primo a fare una hit invernale. Vediamo come si fa con la moda, la collezione, diciamo, sì, autunno-inverno si esatto. presenta adesso a luglio. Non credo più ai profeti e ai santi di nessuna razza e religione. Quando mi sento smarrito e perso, mi rifugio spesso in una canzone. Sarebbe bello potersi fidare come un tempo degli ideali, partendo dal presupposto che al mondo siano tutti normali. Non riesco più a fidarmi dei partiti, non so neanche se per colpa loro. Forse mi sono solo sbagliato di sentir promesse gridate in coro che poi non vengono mai realizzate. Naturalmente per colpa degli altri, a me però viene il dubbio che il mondo sia in mano ai più scaltri. Fatico a credere nell'amore, quello da film o da romanzieri, che dura in eterno e sempre perfetto, fatto di dame e di cavalieri. Al giorno d'oggi anche i sentimenti seguono le leggi del consumismo, neanche l'amore è riuscito a salvarsi dal capitalismo. Non credo più, non sogno più, non riesco più a fare come fai tu. Non so perché se guardo te sembra che tu ci creda anche per me. Non mi hanno mai colpito le mode perché le ho sempre trovate idiote. Non so vestirmi e abbinare i colori, non la considero una grande dote. Non ho uno stile, sono incoerente, forse mi adatto troppo al contesto e provo un curioso piacere se ridono di come mi vesto. Non mi considero anticonformista perché non so quali siano le norme da trasgredire per diventarlo, e chi decide che io sia conforme. Non sono mai stato bello e popolare, il tipico sulla bocca di tutti. Non ho sempre fatto parlare di me, questo ha dato i suoi frutti. Non credo più, non sogno più, non riesco più a fare come fai tu. Non so perché se guardo te sembra che tu ci creda anche per me. Non ho certezze né convinzioni
convinzioni, quest'universo un po' allo sbando, ma ho la speranza che un giorno cambi, anche se non saprei dirvi quando. Credo che un giorno ci sveglieremo e tutto ci sembrerà migliore. Potrà sembrarvi assurdo, ma a me migliora l'umore. Ivan Audero qui al salotto. Sei partito con questa sorta, diciamo, di depistaggio, almeno rispetto a quello che è il tuo progetto principale, credo, almeno da un punto di vista musicale in questo periodo, che è l'album che è uscito più o meno da un annetto o qualcosa, un anno e mezzo. Un annetto, sì, direi un di sì. annetto, e questo Smiling Sadness. Questo Smiling Sadness. Adesso facciamo quel pezzo che io, quello che reputo più rappresentativo, diciamo, del brano. Un pezzo in accordatura aperta, se non sbaglio. No, no, sono in drop D, come si dice. Drop D. Bravo, cioè, come dicono quelli fighi che sanno l'inglese. Drop D. Io questi piccoli tutorial mettiamo la corda bassa, diciamo, in re. Sì, tiriamo giù la corda bassa in re. In re, che ci fai ascoltare questo brano che dicevi è il tuo cavallo di battaglia in questo momento, no? Sì, secondo me è quello che rappresenta al meglio l'album, diciamo. Nasce all'improvviso, come tutti i pezzi più rappresentativi, secondo me. Un raptus, un momento di ispirazione, sì, diciamo, sì, momento di chiamiamolo momento di ispirazione. Momento esatto. di ispirazione. In cui in realtà mi ero spaccato i maroni del momento, si può dire? Cioè, si può dire anche in streaming. Si può dire anche in streaming, credo. Marone voglia, adesso che siamo in streaming esatto, puoi dirlo tranquillamente. E quindi ho iniziato a riflettere su un sacco di cose e ho detto nella mia testa, mi sono veramente rotto di una serie di cose che poi ho deciso di elencare in questo pezzo. Ah, benissimo, quindi questa è una serie di cose marroni, diciamo, che tu hai fatto. Sì, esatto. E hai intitolato? Mi sono rotto. Come sia giusto, come giusto che sia. Ivan Audero e il suo elenco. Mi sono rotto. Mi sono rotto di svegliarmi troppo presto la mattina. Mi sono rotto di desiderare l'uovo e la gallina. Mi sono rotto di bucarmi sempre con la stessa spina. Mi sono rotto della vita, del suo eterno arrabattarsi, di star chiuso in una stanza con i miei stupidi versi. Mi sono rotto che per far successo uno debba prostituirsi. Mi sono rotto di cantare, mi sono rotto di stonare, di girare in lungo e in largo che poi non so neanche suonare. Mi sono rotto di studiare, figuriamoci di lavorare. Mi sono rotto. Ci sono momenti in cui vorrei anche smettere di respirare, istanti in cui faccio fatica, persino quando devo pisciare. Mi sono rotto di pensare, sono stanco di ragionare, non ho più voglia di capire, di conseguenza stare male. Mi sono rotto di viaggiare, ma poi sclero a stare fermo. Mi annoierei in paradiso, ma rifugirei l'inferno. Non ho più voglia di soffrire, non voglio più provare dolore. Non mi soddisfa il bianco e il nero e mi fa paura il colore. Informarmi, continuamente mi ricredo, non ho più voglia di informarmi, continuamente
continuamente mi ricredo, non ho più voglia di ubriacarmi, perché poi magari eccedo. Mi sono rotto di mangiare, tutto causa malattie, non ho più voglia di proteggerti dalle paure delle ipocondrie. Guardo distorto gli stranieri per paura delle epidemie. Mi sono rotto di aspettare che arrivi una soddisfazione che poi in fondo non è altro che una dolce delusione. Mi son già rotto addirittura di questa mia canzone. Mi sono rotto. Ci sono momenti in cui vorrei davvero non capire un cazzo, istanti in cui faccio fatica a non provare imbarazzo. Mi sono rotto di pensare, sono stanco di ragionare, non ho più voglia di capire, di conseguenza stare male. Mi sono rotto di viaggiare, ma poi sclero a stare fermo. Mi annoierei in paradiso, ma rifugirei l'inferno. Non ho più voglia di soffrire, non voglio più provare dolore, non mi soddisfa il bianco e il nero e mi fa paura il colore. Ci sono momenti in cui probabilmente esagero un pochino, ma cercate di capirmi, è anche un po' colpa del destino. Mi sono rotto di pensare, sono stanco di ragionare, non ho più voglia di soffrire, di conseguenza stare male. Mi sono rotto di viaggiare, poi sclero a stare fermo. Mi annoierei in paradiso, ma rifugirei l'inferno. Non ho più voglia di soffrire, non voglio più provare dolore, non mi soddisfa il bianco e il nero e mi fa paura il colore. Grazie. Ivan Audero con questo. Scusa, devo bere un po' d'acqua. Aspetta, ti do, guarda, ti diamo una bottiglietta qua, frizzante. Grazie. Ecco così. Sì. Allora, questo era una cosa che so fare bene sul palco è sudare io. No, ma io ti capisco perfettamente, perché poi devo dire che non è che sia proprio una temperatura refrigerata questa, siamo anche sotto i portici qui in Piazza Vittorio che raggiungono una umidità tipo polinesia. Sì, però, spettacolo, sì. Insomma, è anche bello per quello. È bellissimo. Allora, siamo sempre in diretta streaming, abbiamo ascoltato questo che era il tuo elenco, diciamo, in chiave folk, sì, di quelle che erano le cose che in questo o in quel momento lì, diciamo, ti stavano un po' angosciando, diciamo. Ma sì, il cantautore è una di quelle cose che viene bene da tristi. Il cantautore è vero, è una di quelle cose che viene bene da tristi. Sì, e quindi no, se non da tristi, da incazzati, comunque è difficile che quando tu sì, un po' contestante. Devi sempre avere qualcosa che ti gira, che ti infastidisce, e allora ti vengono bene i testi. Ecco, la prossima che cos'era? Una mosca, una zanzara, che cos'era? E invece no, la prossima che è quella. Questo è un pezzo un po' così, che in realtà non volevo fare, ma poi mi sembrava brutto non fare. Mi è piaciuto. Prima abbiamo fatto un discorso sulla differenza tra Torino e Bologna, no? Sì. Con l'amico Fabrizio, e dicevamo Bologna sicuramente ha una dimensione più provinciale, ecco, diciamo, rispetto a Torino. Perché di solito dovrebbe essere una cosa in positivo e in negativo, ognuno gli mette la nota che vuole, ecco, certo. Io che sono un provinciale per definizione, perché io vengo, forse si sente un po' dall'accento, dalle parti di Pinerolo. Vabbè, da quelle parti lì, ecco. Non è che siamo proprio così diverso. no, però ecco, tanto mi sfugge un po' quell'accento che è tipico di Pinerolo.
Sì, diciamo che poi fuori dalla provincia già di Cuneo è uguale, per noi tutti uguali, dalla Liguria in giù, poi che se sia di Pinerolo, di Torino, esattamente, diventiamo un po' tutti uguali. Ho fatto questa cosa, questo esperimento che io reputo abbastanza ben riuscito, di dedicare una canzone al mio paese. Credo che l'abbiano fatto in tanti, però non tanto al paese in sé, che è poi un buco di 6.000 anime, quanto ai bizzarri personaggi che lo popolano, perché un po' come in tutti i paesini, quelli un po' più piccoli, si tende a conoscere un po' le storie private, un po' di chiunque, no? E allora io ci ho romanzato sopra un 10-12 minuti di canzoni, se avete tempo di rimanere qui. Vabbè, tanto tu hai detto che facevi solo 3 pezzi, con questo vale 2 e quindi va bene. Esatto, appunto. Va bene, c'è un motivo se ne ho fatti solo 3. C'è un motivo perché c'è questo elenco. Questa quindi è una canzone che neanche gli Africa Unite sono riusciti a fare, che loro sono di Pinerolo. Loro sono di Pinerolo. Sono di Pinerolo, però sì. Neanche loro sono riusciti a fare. Neanche loro l'hanno ancora fatta, chissà che magari poi non venga fuori un featuring. Sì, non lo so, se per loro va bene, a me va bene. Bisognerebbe chiedere a Madaschi, adesso se lo incrocio gli chiedo. Sicuramente dovrai farla inlevare, però. Bisognerà farla inlevare. Io tendo sempre a mettere. Esatto. Speriamo che riusciamo a farla inlevare un domani, ma adesso sentiamola mettere, si intitola... Si intitola con grande fantasia Il mio paese. Il mio paese, il mio paese. Ivan Audero qui al Salotto. Per cui ho maturato un onesto rispetto, vorrei regalare questa buffa canzone scritta una notte qualunque di getto, perché i personaggi di questa contrada valgono la pena di essere narrati, perché i racconti che sento per strada meritano certo di essere cantati. C'è chi non fa altro che criticare per non possedere argomenti di sorta, spende il suo tempo a giudicare, a condannare una gonna un po' corta. Poi c'è chi vuole essere anticonformista e reputa i primi dei grandi somari, facendo di fatto i loro stessi gesti, ma fieri di essere rivoluzionari. Tu pudica donna, madre di famiglia, moglie fedele di un uomo mai amato, speri che un giorno si alzi la maniglia e tu veda entrare l'amore sognato, così fuggirai una notte nel buio per chi ti darà un po' più di attenzione, ma non reputandolo un così grosso guaio, tornerai a casa a rammendare calzoni. Tu uomo di polso non lo sei mai stato, bello nemmeno simpatico poco, nonostante tutto ti sei anche sposato per malinconia o forse per gioco. Il lavoro ti dona quelle poche gioie, ma mentre la moglie ti aspetta per cena, tu hai fantasie che sfoghi con le troie, non si bada a spesa, se ne vale la pena. La messa è sacra, non si può saltare, fino da bambina mi ci hanno portata, dinanzi al Signore mi devo inchinare e chieder perdono per ogni peccato. Chissà se ricorda quel giorno d'aprile, eravamo in 7 affamati d'amore, lontano da tutti in un vecchio fienile, scordammo quel religioso pudore.
Tu con invidiabile ceto sociale, vestiti firmati, gran bei macchinoni, regali del padre ma tanto è uguale, spendi ogni giorno dei gran bei soldoni, frequenti locali fino alla mattina, ti vanti che il sonno non è un tuo problema, ma ti sei mai chiesto senza cocaina che uomo saresti in questo sistema? Lei perennemente in cerca d'affetto, in fondo una gran bella e brava ragazza, ma la castità le fa un poco difetto e si attacca a chiunque d'ogni tipo e razza, e mentre il suo corpo sinuoso si muove per procurarsi una dose d'amore, sola si sveglia mentre fuori piove, nessun risultato, solo un altro errore. Joe aveva voglia di ricominciare, ma il suo passato lo perseguitava, cercava con forza di dimenticare, ma quella vergogna puntuale arrivava. Questo paese sa esser prigione, la droga sembrava una buona via di uscita per chi ha sbagliato con torto ragione. Non si fanno sconti in questa vita, che tu sia sereno con problemi in famiglia, c'è un oste che attende sull'uscio paziente, la migliore amica è sempre la bottiglia, la trovi dovunque, non ti posson far niente, e bevi fin quando non esce il profondo e vomiti rabbia, stupore e vergogna, par quasi di vivere in un altro mondo, peccato che sia solamente menzogna. E qui nel paese ci siamo proprio tutti, chi più giovincello, chi con qualche ruga, alcuni splendidi, altri distrutti, ognuno col suo desiderio di fuga. E quale che sia la via che si sceglie, io non me la sento di condannare, in fondo non siamo nient'altro che foglie con il vento forte destinati a cadere, in fondo non siamo nient'altro che foglie con il vento forte destinati a cadere. Grazie. Ivan Audero, grazie di avermi fatto sfogare verso il mondo intero qui davanti a tutti. Come fai a ricordare tutte queste parole? Beato te che c'è non lo questa so memoria io, così incredibile. Ogni tanto qualcuno le mischia, il senso resta, passa. No, grazie per esserci venuto a trovare, in bocca al lupo Grazie per il tuo Smiling Sadness. Grazie.